Cortocircuito tra istituzioni, lavoratori in agitazione nei serbatoi dei comuni, poca acqua. Epicentro nel Ragusano, ma la scossa è stata avvertita anche nell'Agrigentino, solo tanta preoccupazione. Musica questa mattina all'ospedale di Agrigento, la canzone dei big siciliani cantata dal leader dei Tinturia per i degenti e dipendenti del San Giovanni di Dio. In Sicilia nasce la rete delle case museo, c'è anche il caos di Pirandello. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura ci occupiamo del cortocircuito tra Girgenti Acque e le istituzioni, lavoratori in stato di agitazione che protestano contro gli annunciati tagli al personale. Intanto i serbatoi dei comuni arriva poca acqua, c'è il servizio. Acqua ancora più razionata del solito anche per l'agitazione dei lavoratori della società, un terzo dei quali potrebbero a breve perdere il posto di lavoro. Una situazione di confusione che si trascina da anni senza che i problemi siano mai stati affrontati alla radice e con le responsabilità. E questo va detto, responsabilità che non sono solo della società che dovrebbe gestire il servizio idrico integrato, ma anche dell'ATI di Agrigento, un organismo guidato da politici, dalla prefettura di Agrigento che negli anni non è riuscita a mettere attorno a un tavolo i protagonisti della questione per trovare le soluzioni, e della regione che da Palermo osserva in silenzio. Ma un'inchiesta della procura di Agrigento, lo ricordiamo, è costata il posto a un prefetto, inchiesta ormai arrivata quasi alla sua conclusione. Ora accade che il piano d'ambito predisposto dall'ATI preveda 203 posti di lavoro anziché 360 proposti dai commissari che sono stati posti al vertice di Girgenti Acque dopo l'interdittiva antimafia che ha messo fuori gioco il fondatore Marco Campione. Commissari finiti al centro delle critiche per via delle loro indennità, tagli al personale talmente profondi che hanno messo in agitazione i lavoratori che si stanno dunque limitando a garantire i servizi essenziali. Ma ci sono problemi persino nella ripartizione delle condotte. Il risultato è che nei serbatoi comunali arriva molta meno acqua, con i turni di distribuzione che si allungano. E pensare che quando Girgenti Acque si propose di gestire il servizio idrico integrato, parliamo di quasi 15 anni fa, aveva promesso l'acqua 24 ore su 24. Promessa non mantenuta a fronte di tariffe paradossalmente sempre piuttosto alte in media rispetto al resto d'Italia. Come risolvere questa questione spinosa tra la miriade di acquedotti semiprivati come Sicilia Acque che vendono l'acqua a Girgenti Acque, che poi per pagare il personale e i servizi deve aggiungere i costi aggiuntivi su potabilizzazione, fognatura e depurazione. Il risultato è un pessimo servizio offerto a fronte di tariffe assolutamente fuori mercato rispetto alla qualità. Assemblea di questa mattina. Sì, il personale è particolarmente in agitazione in quanto vorrebbe le modifiche nel piano d'ambito per avere la certezza di non trovarsi domani fuori dalla possibilità di essere inserito nella nuova società consortile. Noi già abbiamo detto ai vertici dell'ATI che vorremmo che avvenga un cambiamento nel numero del personale che è stato previsto di 205 persone e portarla a quelli che sono effettivamente 306 e la copertura finanziaria per il pagamento di questi stipendi. Non ultimo il fatto che prevedono dei contratti a tempo determinato che riteniamo che siano inopportuni. L'ATI prenderà in carico i lavoratori di Idrotecnica e Girgenti Acque? È quello che auspichiamo, anche perché hanno dato ampia dimostrazione di gestire un servizio in maniera opportuna e ottimale. Non scordiamoci che in tutto questo periodo di Covid nei giornali non è mai spuntato che comunità intere sono state private della possibilità di ricevere l'acqua e quant'altro, seppur con grosse difficoltà il personale ha continuato a lavorare e questo è una garanzia importante di una società che si è fatta in quattro per gestire anche degli impianti che non erano dal punto di vista della loro realtà ottimali. Noi stiamo contestando un piano d'ambito che magari, se nella volontà di tutti è quello di salvaguardare i posti di lavoro di tutti i lavoratori attualmente addetti al servizio idrico integrato, nella sua
stesura, diciamo, è un po' ambiguo, non lascia intravedere, non dà quella sicurezza necessaria a tutti i lavoratori, nel senso che vede garantita forse quella componente di lavoratori afferenti al servizio idrico integrato, ma lascia fuori quella fetta di lavoratori che all'epoca, per una scelta aziendale, anche per vincoli e paletti imposti dal vecchio piano d'ambito, ha costretto la vecchia gestione a fare le assunzioni tramite la società controllata Idortecne, per poter garantire quel servizio. Noi oggi siamo convinti che questo servizio non può fare a meno, non può prescindere dalla presenza di tutti i lavoratori, di tutto il comparto, sia Girgenti Acque che Idortecne, così come anche affermato, scritto, certificato in tante sedi e in molte scritture dai commissari e da altri. Anche la stessa Presidente dell'ATI ha detto, la commissaria ad acta ha detto che questo servizio può funzionare solo se c'è tutto questo personale. Stiamo parlando di un problema sociale dei livelli occupazionali, ma stiamo parlando di un servizio essenziale, vitale per la popolazione. È questo che i presidenti dell'ATI e tutti gli altri devono capire. Con questo piano d'ambito questo servizio imploderà, questo è il punto. E poi se non ci sono tutti i lavoratori che ci sono in questo momento, il servizio non sarà un servizio di qualità. Come? Dobbiamo migliorare il servizio e lo peggioriamo. Allora, noi stiamo lavorando perché abbiamo delle proposte sulla modifica del piano d'ambito, aspettiamo che loro ci dicano dove lo vogliono modificare e apriamo una discussione. Dalle 21:27 in poi, ieri sera, un tantam di telefonate, messaggi e post sui social. Tanta paura per chi ha avvertito il terremoto. C'è chi è sceso per strada, ma anche chi non si è proprio accorto di nulla. C'è il servizio. Scossa di terremoto di magnitudo 4.6 a Ragusa. La terra ha tremato per una decina di secondi, ieri sera alle 21:27. Una scossa che è stata avvertita anche a Favara, ad Agrigento, a Canicattì, Ranusa, Campobello di Licata, Porto Empedocle, Sciacca, Licata e Palma. Ad avvertirla non sono però stati tutti i cittadini. È andata diversamente, naturalmente, fra Ragusa e Siracusa. Proprio in quest'ultima città i mobili si sono mossi e la gente si è decisamente spaventata. Il sisma è stato avvertito anche nel Catanese e a Gela. L'epicentro è stato localizzato a 15 km da Cata, in provincia di Ragusa, ad una profondità di 16 km. Si sono registrate molte richieste di informazioni, per fortuna nessuna richiesta di soccorso. Tornando in provincia di Agrigento, molti l'hanno percepita e qualcun altro si è allarmato, scendendo in strada, soprattutto a Licata e a Palma di Montechiaro. Decine e decine di telefonate sono giunte al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Villa Seta. La gente è spaventata, chiedeva informazioni. Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, e l'assessore Giovanni Vaccaro, ieri sono stati in giro tra San Leone e il villaggio Mosè, insieme al responsabile della protezione civile comunale Attilo Sciaria, per verificare la situazione, ma soprattutto per tranquillizzare la popolazione che era scesa per strada. Per fortuna, a parte la vibrazione avvertita da molte persone, non ci sono stati danni e nemmeno feriti. Oggi mercoledì 23 dicembre è il giorno della chiusura del tanto polemizzato e oggetto di disordini, fughe e proteste centro d'accoglienza al villaggio Mosè ad Agrigento, lungo viale Cannatello. Dal centro La Mano di Francesco sono stati trasferiti gli ultimi migranti ospiti. È stato il sindaco di Agrigento Franco Miccichè ad annunciare nei giorni scorsi l'intesa con la prefettura per la chiusura del centro d'accoglienza. La prefettura conferma lo sgombero della struttura. Entra in un'abitazione in piazza San Francesco, nel cuore di Agrigento, e si fa la doccia. Indossa vestiti e scarpe trovate in quella casa e porta via quanto riesce a recuperare, fra cui un PC ed altri oggetti della residenza. Un giovane, poco più che ventenne, agrigentino d'adozione, è stato arrestato dai poliziotti della sezione volanti della questura. L'ipotesi di reato contestata è furto in abitazione. I poliziotti della sezione volanti sono intervenuti una prima volta in piazza San Francesco, subito dopo la scoperta del furto, e poi a ruota è giunta la scientifica. Gli agenti sono riusciti con 2 pattuglie ad acciuffare il giovane che aveva messo a segno il furto in abitazione e lo hanno portato alla caserma Anghelone, dove la proprietaria dell'abitazione, una agrigentina, ha formalizzato denuncia. I poliziotti hanno recuperato anche la refurtiva.
Musica, canzoni e novene questa mattina nello spiazzale dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, degenti increduli affacciati alle finestre ad ascoltare il leader dei Tinturia, Lello Analfino. Tra i brani cantati dall'artista agrigentino anche Viene Natale, se stiamo lontani staremo vicini, la canzone dei big della musica dello spettacolo Sorpresa questa mattina all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove il leader dei Tinturia, Lello Analfino, in compagnia di alcuni artisti agrigentini, ha tenuto un breve momento musicale dedicato agli operatori sanitari in prima linea contro il Covid e ai pazienti attualmente ricoverati nel nosocomio agrigentino. L'abbiamo scritta per tutti voi! Viene Natale, che freddo che fa, nel fondo del cuore, niente più vale al mondo di quello che c'era e che ci sarà. Per molti non brilla, per altri si è spenta e non è più quella di 1000 anni fa. E questa è un'iniziativa che parte dagli artisti agrigentini, siciliani in generale, perché sarebbe stato bello coinvolgere più artisti di tutta la Sicilia. Purtroppo per motivi logistici e di organizzazione non siamo potuti arrivare a fare questo. Siamo noi artisti agrigentini e una compagine anche nissena a rappresentare tutti gli artisti, perché naturalmente, visto il progetto che è partito ieri, Sicilia per l'Italia, che vuole essere d'aiuto a tutte le famiglie dei medici, dei paramedici, di chi sta combattendo sul campo questa pandemia, che hanno perso la vita, i familiari di queste persone, sta nascendo questo pezzo, è nato questo progetto per dare una mano, un sostegno economico a queste famiglie. Però ci vuole anche la presenza e un saluto, una canzone in questo caso può non risolvere i problemi, ma sicuramente fare trascorrere qualche minuto piacevole nell'atmosfera natalizia. Io ho qui con me una compagine dei Dioscuri, i Dioscuri, Valdagragas, Alessandro Patti con le Patti Singer e il mio amico e fido Silvio Schembri. Ci sarebbero stati anche molti più artisti, purtroppo alcuni non hanno potuto aderire perché la cosa è nata ieri. Io ho chiamato questi miei amici ieri e ieri, logicamente come fanno sempre, sono stati tutti pronti. Questa è la cosa. Adesso faremo delle novene, poi canteremo anche questa canzone che si intitola Viene Natale, se stiamo lontani saremo vicini, perché è importante anche lanciare questo messaggio, perché ancora non è risolto niente, anzi dobbiamo impegnarci ancora di più per evitare i contatti e gli avvicinamenti e fare ancora qualche altro sacrificio. Però come vedete gli artisti ci siamo sempre, perché è una cosa molto importante, perché ci manca molto il contatto col nostro pubblico e speriamo che prima possibile si possa risolvere questo problema per ritornare di nuovo ad abbracciare e divertirci con la nostra gente, ognuno come sa, ognuno come meglio può. Si può aiutare donando attraverso il download di questa canzone, ma si può aiutare anche stando vicino ai ragazzi che ogni giorno lavorano qua
E stando vicino come? Con un pensiero, con un messaggio su internet, stiamo tutto il giorno su internet a scrivere di ogni tipo, invece un messaggio di solidarietà nei confronti dei medici, dei paramedici, di chi sta lavorando tutti i giorni senza mai prendersi un momento libero. Questa gente sta lavorando da marzo senza avere un giorno di riposo. Quindi dobbiamo tutto a questi ragazzi. E vi voglio ricordare una cosa, e lo dico con grande orgoglio: Agrigento, cioè, si parla sempre della sanità della Sicilia con un certo sarcasmo, invece questa sanità agrigentina sta dimostrando di essere all'altezza delle grandi sanità. Grazie a Dio, ma soprattutto all'aiuto di questi ragazzi, ne siamo venuti fuori, e mi auguro che accada a tutte le persone che per ora sono ricoverate in questo reparto e in tutto l'ospedale. Abbracci, abbracciano senza più braccia, e baci che baciano senza più bocca. Se siamo lontani staremo vicini, almeno domani, e come bambini vedremo il Natale che cosa ci regalerà. Grazie! Auguri, buon Natale! Grazie! Grazie a tutti voi, grazie! Grazie! Siete l'orgoglio della Sicilia, grazie! Auguri! Auguri a tutti! Grazie a voi per quello che fate, grazie! È in corso una campagna anche mediatica che spinge a vaccinarsi, ma non mancano motivi di dubbio e perplessità. I dettagli nel servizio. Io mi auguro che queste parole del nostro governatore Musumeci corrispondano poi alla realtà. Però perdonate, ma io ci credo molto poco, perché vista come è andata la campagna vaccinale, dove noi farmacisti non abbiamo ricevuto neanche una fiala di vaccino, dove la maggior parte della popolazione, soprattutto quelli non a rischio, non sono riusciti neanche a vaccinarsi, quindi io credo molto poco che possano concludere la campagna vaccinale entro maggio, aprile, come dice Musumeci. Io me lo auguro, perché credo che ormai l'unica scappatoia per questo maledetto virus è solo la vaccinazione. Anzi, esorto tutti a vaccinarsi, perché è l'unica arma che abbiamo contro questo virus. Noi non abbiamo celle frigorifere che possano portare questi vaccini a temperatura di meno 80 gradi. E in ogni caso non credo proprio che nelle farmacie sia possibile fare la vaccinazione. La soluzione, a mio avviso, è quella di organizzare gli ospedali, tutti i centri ambulatoriali, in maniera tale da organizzare questa vaccinazione nei tempi più brevi possibili. Che ci sia molto timore dietro questo vaccino ce n'è e ce n'è tanto, questo è indiscusso.
Però ripeto quello che ho detto poc'anzi, è l'unica strada che noi possiamo seguire. La gente ancora chiede veramente il vaccino antinfluenzale e noi come al solito allarghiamo le braccia perché, ripeto, non abbiamo avuto neanche una fiala di vaccino antinfluenzale e questo è vergognoso perché le persone, i soggetti non a rischio non sono riusciti a vaccinarsi. In questo periodo in cui tanto si parla di campagna vaccinale, noi vediamo tanta gente che non riesce a vaccinarsi. Oltre 20 boss condannati definitivamente per mafia o loro familiari avrebbero illegittimamente intascato il reddito di cittadinanza. Dunque, dopo Agrigento, l'inchiesta porta i suoi frutti anche nel Messinese. Vediamo. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo delle somme indebitamente percepite da diversi soggetti non aventi diritto al beneficio del reddito di cittadinanza, in quanto condannati a titolo definitivo nell'ultimo decennio per reati di mafia, ovvero familiari di soggetti condannati per medesimi reati. Gli specialisti delle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina, a seguito di un'attenta attività di analisi giuridico-normativa orientata ad intercettare l'indebita percezione di sussidi pubblici e in collaborazione e sinergia info-operativa con l'INPS, hanno espletato una serie di attività investigative tendenti all'individuazione e repressione di condotte penalmente rilevanti finalizzata all'illecita riscossione del reddito di cittadinanza. Come è noto, tale sussidio è riconosciuto ai nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio siano in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, reddituali e patrimoniali, oltre che tra l'altro non essere stati condannati nell'ultimo decennio con sentenza passata in giudicato per reati di mafia. A seguito della verifica di tali presupposti soggettivi ed oggettivi, quindi, l'attività svolta ha portato alla denuncia di 25 soggetti, sventando così una frode di circa 330.000 euro perpetrata da soggetti condannati per reati di mafia e o loro familiari che avevano fraudolentamente omesso di dichiarare il proprio status nell'istanza per ottenere il beneficio. I soggetti condannati per reati di tipo mafioso fanno parte a vario titolo dei clan di maggiore spicco di Messina e provincia, quali Santa Paola Romeo, Sparacio, Spartà, Galli, Batanesi, Bontempo Scavo, De Luca, Mangialupi, Camaro, Tortoriciani, Ventura, Ferrante e Cintorino. Tra le principali attività illecite per le quali i soggetti coinvolti nell'indagine risultano essere condannati spiccano le estorsioni, l'usura, il traffico di sostanze stupefacenti, il voto di scambio, il maltrattamento e l'organizzazione di competizioni non autorizzate di animali. All'esito delle analisi condotte, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina, accogliendo la proposta della locale Procura della Repubblica, ha pertanto disposto il sequestro delle somme indebitamente percepite per l'illegittima percezione del reddito di cittadinanza che nei casi più gravi prevede la reclusione da 2 a 6 anni. L'operazione condotta dalle Fiamme Gialle messinesi in piena sinergia di intenti con l'autorità giudiziaria di Messina testimonia l'impegno continuo della Guardia di Finanza a tutela dell'economia, anche in considerazione dell'attuale momento attraversato dal Paese, legato all'emergenza epidemiologica in corso che necessita, soprattutto adesso, un attento e oculato impiego delle risorse pubbliche. A Calatafimi il secondo sindaco che lascia la fascia tricolore dopo inchieste giudiziarie. Vediamo. Una città vuota, silente, sbalordita, incontrollata, una città che alla quasi vigilia del Natale si ritrova a dover fare i conti con le dimissioni del proprio sindaco poiché è finito nel mirino dell'operazione eroina, l'ultima in ordine cronologico ad aver svelato consorterie ed affiliati a Cosa Nostra in terra trapanese. Con le sue dimissioni, Antonino Accardo, di cui abbiamo tanto parlato, è il secondo sindaco che molla la fascia di primo cittadino per vicende giudiziarie che lo vedono coinvolto. TP24 dedica a questo un ampio servizio. Gli ultimi sindaci di Calatafimi e Gesta sono infatti in qualche modo coinvolti in inchieste giudiziarie. I voti comprati da Accardo, l'abuso d'ufficio per cui è imputato Sciortino, le mazzette di Ferrara, 3 sindaci in 8 anni ed una carrellata di guai con la giustizia. Quanto è venuto fuori dall'inchiesta antimafia eroina che ha portato all'arresto di 13 persone porta certamente a considerare le elezioni del 2019
2019 fortemente condizionate da una rilevante compravendita di voti. Antonino Accardo, sindaco eletto con 1900 preferenze tra gli indagati dell'operazione antimafia, ed avrebbe comprato voti con l'aiuto proprio della mafia per ottenere la fascia tricolore. Insegnante in pensione Accardo è indagato per corruzione elettorale con l'aggravante mafiosa, lo abbiamo più volte detto, e contro Accardo ci sarebbero alcune intercettazioni, in una delle quali si parla di voti in cambio di soldi, 50 euro a voto, per lui anche l'accusa di tentata estorsione. Le indagini svolte nel pesante procedimento hanno poi consentito di accertare in modo incontrovertibile che in effetti molti dei voti espressi in favore del sindaco Antonino Accardo sono stati comprati attraverso la corresponsione di denaro agli elettori, e ciò secondo quanto emerso dalle investigazioni in conformità alla volontà di Cosa Nostra. Così perlomeno si legge nelle carte dell'indagine. Eppure prima di Accardo a guidare la città di Calatafimi Segesta era il sindaco Vito Sciortino, anche lui arrivato al capolinea non senza difficoltà. Nel corso della sua amministrazione il consiglio comunale era stato commissariato, lui e la sua giunta erano stati dichiarati decaduti per la mancata approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale. Ci volle una sentenza del TAR a reintegrare il sindaco, che ha poi nominato una nuova giunta. Sciortino oggi è coinvolto in un'altra vicenda giudiziaria, quella scaturita dall'operazione Fimes sul caso dei parcheggi ai piedi del parco archeologico, un'indagine sul Far West dei parcheggi ai piedi dell'area archeologica condotta dai carabinieri, che ha portato agli arresti un anno fa dell'imprenditore Francesco Isca, del vicecapo della polizia municipale di Calatafimi Salvatore Caprarotta, entrambi ancora ai domiciliari. Coinvolto anche l'ex comandante della polizia municipale Giorgio Collura. Con loro imputati nel processo anche i vigili urbani Vito e Leonardo Accardo e anche Giuseppe Ferrara e Giusy Maria Craparotta. L'indagine è partita quasi un anno fa e è arrivata adesso in tribunale con 8 rinviati a giudizio, tra cui proprio l'ex sindaco Sciortino, accusato di abuso d'ufficio perché senza averne titolo avrebbe imposto alla direzione del parco archeologico di Segesta, mediante l'adozione di un atto a sua firma informale privo di protocollo, di non far parcheggiare veicoli al suo interno, in tal modo favorendo l'attività di parcheggio dell'Isca. Ma prima ancora di Accardo e prima ancora di Sciortino, il piccolo comune di Calatafimi Segesta era rimasto scosso dall'inchiesta che portò all'arresto del sindaco Niccolò Ferrara. Ferrara venne arrestato mentre intascava una tangente di 3.000 euro per favorire un imprenditore nell'acquisto di alcuni mezzi che il comune aveva messo in vendita all'asta. Nel 2015 Ferrara patteggiò una condanna ad 1 anno ed 8 mesi davanti al GIP di Trapani, condanna divenuta poi definitiva. L'arresto di Ferrara fece scalpore perché ritenuto un sindaco antimafia. Non risparmiava infatti una passerella in occasione di eventi per la legalità. Era anche presidente del consorzio trapanese per la legalità e lo sviluppo. Successivamente la Corte dei Conti ha condannato l'ex sindaco Ferrara a pagare 20.000 euro al comune per il danno di immagine causato dalla sua condotta. I giudici della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti infatti lo hanno ritenuto responsabile del danno di immagine subito dal comune. L'operato del sindaco, scrivevano i giudici, ha determinato un vulnus alla considerazione che i cittadini amministrati rispondono sull'operato dei propri rappresentanti con inevitabili ripercussioni sul senso di appartenenza alle istituzioni, sull'efficienza e sull'efficacia dell'azione amministrativa. Adesso un'altra vicenda pesa sul comune, non proprio in senso edificante, una città quasi baciata dalla malasorte, scottata dai malaffari. Cosa vedremo adesso? Questo ancora purtroppo non lo sappiamo. La Camera Penale di Agrigento, presieduta dall'avvocato Angelo Nicotra, si schiera a fianco ai magistrati onorari che da alcune settimane protestano chiedendo maggiori certezze e rassicurazioni sul futuro. Nella considerazione che la magistratura onoraria, requirente e giudicante, in particolare nel circondario del Tribunale di Agrigento, si legge nel documento, svolge un ruolo essenziale nell'ambito dell'attività giudiziaria, senza il quale il sistema non potrebbe reggere, tuttavia viene tenuta in una situazione di rapporto di lavoro precario. In merito alla loro protesta di questi giorni, anche con sciopero della fame di alcuni per il riconoscimento del diritto della stabilità, come già affermato dalla Corte di Giustizia europea, auspico che possano ottenere riconosciute dal Ministero della Giustizia le loro giuste rivendicazioni lavorative. Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza. Nel contempo auspichiamo che l'autorità di governo dia corso ad un reclutamento straordinario nei ruoli organici della magistratura.
Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. In Sicilia nasce la rete delle case museo, c'è anche Agrigento con la casa natale di Luigi Pirandello. Vediamo. Un filo sottile eppure così consistente e radicato nella storia della nostra meravigliosa Sicilia, quello che adesso unisce Franca Florio, Quasimodo, Pirandello, l'arte, la scrittura, la pittura nostrana, unita da un unicum prezioso grazie alla rete case museo. Il governo Musumeci ha infatti approvato l'istituzione della rete anche sull'isola, un'iniziativa che legherà tutte le strutture museali esistenti che sono collegate alla storia di personaggi che nella nostra terra sono nati, cresciuti ed hanno espresso il loro estro artistico, o che magari semplicemente di questa terra si sono innamorati e vi sono rimasti lasciando una parte di loro. Da Verga a Capuana, da Bellini a Quasimodo, da Pirandello a Franca Florio, che raccoglie nelle stanze di piccoli e preziosi musei momenti di vita cristallizzati nel tempo e che ancora oggi possiamo vivere, toccare con mano, riassaporare gli odori vissuti dai nostri conterranei. L'obiettivo, sottolinea l'assessore regionale ai beni culturali e all'identità siciliana Alberto Samonà, è collegare il ricco patrimonio di testimonianze esistenti e renderlo conosciuto e fruibile. L'idea è quella di valorizzare un circuito di esperienze preziose che sono custodite all'interno delle case museo, pubbliche e private, che spesso sono prive della visibilità che meriterebbero per il valore delle testimonianze contenute. Un circuito sicuramente questo che potrebbe arricchire la nostra terra di nuove presenze che vengono qui per conoscere la nostra storia, per conoscere i nostri eroi senza tempo. E intanto sono 7 milioni di euro che arrivano per i ristori di parchi archeologici, musei e concessionari dei servizi aggiuntivi. I fondi messi a disposizione dal Ministero della Cultura si sbloccano con una circolare firmata dal dirigente generale del Dipartimento Beni Culturali della Regione, Sergio Alessandro. Ho dato a disposizione che i gestori dei servizi aggiuntivi dei luoghi della cultura possono avere accesso al ristoro per i mancati introiti determinati dalla chiusura dei musei durante il periodo del lockdown, dice l'assessore regionale beni culturali Samonà. Se avessimo escluso dei benefici concessionari dei servizi aggiuntivi come governo regionale, avremmo determinato un grave ed inaccettabile pregiudizio verso una categoria di operatori che è essenziale alla buona gestione dei beni culturali della Sicilia. La circolare recepisce una decisione del Ministero che risale al 26 giugno. I soldi andranno ai musei e ai parchi che dovranno girarli agli eventuali gestori dei servizi aggiuntivi, un settore dominato in Sicilia da 2 operatori: Coop Culture, Valle dei Templi, Orto Botanico di Palermo, Chiostro del Duomo di Monreale, Salinas e Aditus, Teatro Antico di Taormina. L'importo del risarcimento alle cooperative per la chiusura imposta dal lockdown sarà pari all'aggio incassato sui biglietti nello stesso periodo del 2019. L'elenco dei contributi è stato stilato dal Ministero che materialmente eroga i soldi. Si sbloccano così 1,7 milioni per il Teatro Antico di Taormina, 1,4 per la Valle dei Templi, 1,2 per il Parco Archeologico di Siracusa, 667.000 euro per la Valle del Casale, 311 per il Chiostro del Duomo di Monreale, 276.000 per Segesta, 209.000 per Selinunte, 161.000 per la Chiesa di Santa Caterina di Palermo, 150 per l'Orto Botanico, 63.000 per il Giardino della Colimbetra di Agrigento, 62.863 per il Parco di Giardini Naxos, oltre 34.000 per Palazzo Riso ed ancora oltre 16.000 euro per il Castello di Venere ad Erice e così via. Esultano le associazioni di categoria. L'intervento del governo regionale, dice il presidente di Lega Coop Sicilia Filippo Parrino, mette fine ad una questione che rischiava di appesantire ulteriormente lo stato di crisi dei lavoratori della cultura e nello stesso tempo di danneggiare ancora di più un settore importantissimo, fondamentale oggi più che mai per la ripartenza. Riconoscere il ristori è un modo per convalidare il ruolo di queste imprese per la crescita della Sicilia. Soddisfazione da parte dei vertici di Aditus, la società che gestisce alcuni grandi siti archeologici e musei siciliani. Commentano dalla società una circolare che salvaguarda i posti di lavoro di questi 100 lavoratori, restituendo loro e alle loro famiglie
famiglie un po' di serenità alla vigilia delle festività natalizie. Si tratta di un primo passo molto importante che certo non risolve tutti i problemi, ma che apre finalmente una prospettiva nuova per superare la crisi di questo settore duramente provato da questi mesi di inattività dettata dal Covid-19. Ed Agrigento, proprio in Contrada Caos, ignoti vandali hanno deturpato l'ingresso della casa natale Luigi Pirandello imbrattando i muri accanto al cancello d'ingresso. Da una parte di marciapiede una targa che indica il luogo. Con della vernice spray hanno scritto delle parole apparentemente senza alcun significato. I custodi hanno allarmato i poliziotti della squadra volanti della questura giunti sul posto. Si confida nelle immagini degli impianti di videosorveglianza. Le indagini sono in corso. La rivoluzione gentile di Arbore raccontata dal collega Vassili Sortino. Vediamo. Questo qui è un libro a suo modo maggiorenne perché ci ho lavorato sopra 20 anni, si intitola Renzo Arbore e la rivoluzione gentile ed è una biografia scientifica di Renzo Arbore dove dimostro scientificamente come quest'uomo ha cambiato il modo di fare radio, fare televisione e rapportarsi alla musica con degli italiani. Perché si chiama rivoluzione gentile? Per un semplice motivo: io ho preso le parole di un papa rivoluzionario che era Papa Giovanni XXIII, il quale sosteneva che le grandi rivoluzioni non si fanno con l'odio, con la rabbia e con la violenza, ma col sorriso, l'allegria e appunto la gentilezza. La gentilezza è stata diciamo la marcia di Renzo Arbore nel mondo dello spettacolo. Mi conto che io sono nato nel 1980, erano anni in cui ancora i bambini si diceva a letto presto, però io non so per quale motivo, dopo che insomma quando c'era in televisione questo signore chiamato Renzo Arbore, i miei genitori mi permettevano di fare tardi, così io l'ho associato sempre alla trasgressione e in questa maniera me ne sono innamorato. In quanto giornalista ho vissuto la mia rivoluzione seguendo proprio il modello di Arbore, cioè non facendo mai giochetti, non facendo mai trucchetti e non utilizzando quei metodi che lui chiama, volendo usare la sua lingua, paraculi, per insomma portare avanti una notizia o qualsiasi altra cosa. Il presidente della FIGC di Agrigento lancia un messaggio per queste feste. Vediamo. Carissimi amici e amiche del mondo dello sport ed in particolar modo del gioco del calcio, mi rivolgo a voi che considero persone con immense risorse. È un periodo buio che stiamo attraversando tutto il mondo, ma noi dobbiamo essere protagonisti attivi in questo periodo, protagonisti attivi nel senso che dobbiamo infondere l'ottimismo e quindi mettere in campo tutte le forze che noi sappiamo tirare fuori nei momenti difficili, l'abbiamo sempre dimostrato nel tempo e negli anni. Quindi dobbiamo essere protagonisti attivi in questo periodo particolare. Questo è un Natale diverso da tutti gli altri, è un Natale particolare, un Natale che ci deve far riflettere tantissimo, quindi lo definisco un Natale di riflessione. Dobbiamo pensare veramente tantissimo a ciò che è stata la vita fino adesso e ciò che sarà la vita domani, e quindi confido tantissimo in voi. Noi come i Federazione Italiana Gioco Calcio, da Roma alle varie periferie, non stiamo fermi, stiamo lavorando per la ripresa dei campionati e quindi stiamo cercando di trovare tutte quelle soluzioni possibili e immaginare che ci possa portare alla ripresa di alcuni campionati e all'inizio di alcuni campionati che non sono nemmeno iniziati fino adesso e di portarla avanti fino al termine della stagione regolarmente. È chiaro che non dipende solo da noi dobbiamo solo farci trovare pronti nel momento in cui chi di competenza e chi ha il compito in questo momento di guidarci sotto l'aspetto scientifico, medico-scientifico, quando ci diranno che possiamo andare in campo in sicurezza, noi ci dobbiamo far trovare pronti, e questo che stiamo facendo a tutti i livelli nella Federazione Italiana Gioco Calcio. Auguro di vero cuore e con immenso affetto un sereno Natale al vicepresidente nazionale della LND, il dottor Sandro Morgana, all'ingegner Sandino Presti, il nostro presidente regionale del Comitato Sicilia, al professor Stefano Valenti, il nostro coordinatore del settore regionale scolastico della Sicilia, alla professoressa Antonella Attanasio, il nostro delegato del CONI della provincia di Agrigento, al presidente dell'AIA, dottor Calogero Drago, al presidente degli allenatori Calogero Capraro, a tutti coloro che operano nel mondo dell'informazione ed in particolar modo a TVA, che ci ospita sempre nei propri studi televisivi e sempre gentilmente ci porta avanti le nostre trasmissioni. E poi per ultimo
i componenti della nostra delegazione, che sono coloro che portano avanti il gioco del calcio con l'impiegato, sempre attivi, sempre protagonisti veramente in tutte le attività che noi facciamo, e alla fine, ma non per ultimo per l'importanza, alle nostre società, a coloro che veramente operano praticamente attivamente, che vanno in campo, quindi a tutti coloro che operano intorno alla società, quindi gli allenatori, i dirigenti, i calciatori. Che dire, io mi auguro che al più presto ci possiamo vedere nei campi sportivi dove veramente noi operiamo e dove noi veramente ci troviamo con gioia. Buon Natale a tutti e alle vostre famiglie. Buon Natale. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.